Presidente Bucci, un onore averla qui oggi. Grazie. 80° anniversario per il CIF, quindi il Centro Italiano Femminile. Sì, è veramente una bella cosa per noi poter celebrare 80 anni, pensate, 80 anni dal 45, ovvero sia 80 anni anche dalla liberazione d'Italia. Il CIF è nato in parallelo alla liberazione d'Italia e per la prima volta le donne si sono messe assieme per fare un qualcosa di significativo nei confronti della società civile. E questo qualcosa di significativo vuol dire innanzitutto mantenere il proprio ruolo nella società civile, anche nella famiglia, anche in tutte quelle cose che fanno parte della nostra cultura e soprattutto del nostro modo di vivere il tessuto civile e familiare. Alle donne noi dobbiamo dire grazie perché si sono sempre impegnate molto, talvolta lavorando molto più degli uomini per raggiungere gli obiettivi che sono gli obiettivi della nostra società civile, quindi questo è un risultato assolutamente importante di cui noi siamo consapevoli e ringraziamo. Questo festeggiamento degli 80 anni vuol dire anche un impegno per i prossimi 80 anni, cioè per continuare a lavorare in questo modo. Bene, noi la ringraziamo, quindi l'evento sta per iniziare, la lasciamo al suo impegno per l'inizio. Grazie ancora. Grazie ancora, un saluto a tutte le donne del CIF. Che vuol dire che ne ha più CIF, ovvero sia il CIF è stato fondato nel 1945, guardate che è una cosa incredibile questa. 1945 è l'anno in cui si libera l'Italia e il CIF è stato fondato quando l'Italia, subito dopo la liberazione dell'Italia. Quest'anno noi il 25 aprile festeggeremo gli 80 anni ed è una delle prime cose fatte dopo la liberazione dell'Italia è stato il CIF. Non so quanti se ne rendono conto, quanti lo sanno, ma sull'intuizione del cardinale a quell'epoca era cardinale, no? E sull'intuizione del cardinale Montini questo è successo. Quindi voglio dire, è un grosso valore. Perché noi vogliamo sottolineare questo discorso e perché io volevo essere qui, a parte il discorso della mamma, c'è però un'altra cosa importantissima che è l'impegno del CIF nella società civile. Guardate che, tra l'altro, se vi ricordate bene, il CIF è nato prima del voto ufficiale delle donne, il voto ufficiale delle donne è nel 48, quindi voglio dire, noi il CIF è nato prima ed è un'associazione che ha fatto in modo che le donne prendessero il loro ruolo codificato nella società civile. Di questo dobbiamo essere orgogliosi perché il ruolo delle donne nella società civile viene fuori, al di fuori anche dalla famiglia, ma non eliminando la famiglia, cioè facendo tutte e due le cose. Quando le donne vanno nella società civile si occupano di politica, si occupano di amministrazione, si occupano di consultori, si occupano dell'aiuto al prossimo. Allo stesso tempo però hanno dei ruoli importantissimi nella loro famiglia. Ci sono i figli, c'è la famiglia stessa, l'attenzione, c'è un sacco di lavoro. Siamo tutti consapevoli che le donne talvolta lavorano molto di più degli uomini e questo non è ancora ben riconosciuto dalla nostra società civile, che invece noi dovremmo impegnarci a riconoscere ufficialmente, non soltanto da quello che potrebbe essere lo stipendio o il salario, ma anche da quello che è il ruolo dell'importanza della donna nella società civile. Il CIF lo ha sempre fatto, aiutandoci l'un con l'altro, mettendo anche ovviamente i valori della cristianità e della fede, ma anche i valori sociali, cioè il valore di stare assieme, il valore di fare qualcosa per il prossimo, il valore di contribuire a quello che è la crescita della società civile. Perché vedete, noi nella società civile vogliamo che cresca giorno dopo giorno, non la vogliamo come la ieri, la vogliamo come sarà nel futuro. E quando le persone si tirano sulle maniche e si impegnano nella società civile, vuol dire che la società civile migliora. Bene, quando lo fanno le donne tutte assieme, questo è un valore enorme nella nostra società civile. E io sono molto contento di poter dire che io vivevo, già quando ero ancora in casa mia, cioè prima della laurea, vedevo mia madre che si impegnava tantissimo e forse per noi a quell'epoca così giovani era forse più difficile capire perché queste cose succedono. Poi col tempo io mi sono reso conto veramente di quanto è l'importanza di queste cose. Il lavoro che voi fate nella città di Genova, nella provincia di Genova, qui ci sono anche rappresentanti regionali, quindi voglio dire, qui in tutta la nostra regione, è importantissimo. Non dimenticatelo mai. Può darsi che in un giorno o in 2 giorni non si veda qual è l'effetto sulle persone, può darsi che non si veda nella settimana dopo, ma si vede sicuramente negli anni che passano.
perché le persone poi ritengono cose importanti del lavoro che fate voi e poi dopo lo usano nella vita civile. Questo è il valore del lavoro che state facendo ed è il motivo per cui 80 anni sono passati e a me, come amministratore pubblico, c'è il dovere di dover fare i complimenti e i ringraziamenti soprattutto per quello che avete fatto in questi 80 anni. Oggi voi state facendo del lavoro importante per la città di Genova, la città di Liguria, per tutta l'Italia, per cui vi ringrazio per quello che fate oggi, ma la cosa più importante di cui mi sento in dovere di ringraziarvi in anticipo è per quello che farete nei prossimi 80 anni, ovvero sia c'è un futuro davanti a voi altri, davanti a noi, davanti a tutti assieme come società civile. È un futuro dove le donne che hanno dei legami importanti nella società civile, incluso il discorso della fede, della cristianità, sono tutte cose che danno un legame importante che proiettate nella società civile, come dicevo prima, la aiutano a crescere. Quindi il vostro impegno quotidiano nelle cose che fate e quello che fa l'organizzazione del CIF, l'associazione, non fa altro che aumentare il livello della società civile. Di questo io vi ringrazio in anticipo. Noi come amministrazione siamo pronti a lavorare anche per voi, nel senso che io non ho ricevuto in questi 8 anni da sindaco molte richieste, ma tutte quelle che mi hanno chiesto le abbiamo fatte. Ricordo ad esempio tante cose, ricordo Piazza Campetto ad esempio, che è una cosa bellissima, e voi lo sapete ricordare che è successo, no? Ecco. Ricordo tante cose che avete fatto, poi gli eventi che avete fatto al teatro e così via. Si può fare anche di più, volendo, voglio dire che l'amministrazione è vicina a queste organizzazioni che contribuiscono a elevare il livello della società civile. Quindi grazie per quello che avete fatto, il vostro impegno è stato notevole, è notevole e sarà ancora più notevole in futuro. Lavoriamoci assieme e non faremo altro che fare una società civile migliore per noi e soprattutto per i nostri figli e le future generazioni. Grazie a tutti.